Entra nel vivo il 22esimo concorso enologico internazionale Città del Vino, che quest'anno ha sede a Gorizia insieme al quinto Grappa Award. Nella storica sede della Unione Ginnastica Goriziana di Via Rismondo sono partite infatti ieri le degustazioni, aperte anche al pubblico, iniziativa dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che quest'anno diventa parte del percorso di avvicinamento a Go 2025, la capitale europea della cultura, con Nova Gorica e Gorizia. Si tratta di una novità assoluta nel quadro del concorso, grazie all'impegno del coordinamento regionale delle città del vino, che ha voluto così offrire agli appassionati del settore la possibilità di degustare vini e grappe internazionali provenienti da ben 11 paesi. Un'edizione che si conferma, come negli ultimi anni, molto numerosa di campioni. Abbiamo oltre 1200 campioni provenienti da 11 paesi oltre all'Italia, 11 paesi stranieri. Ci sono nuove realtà che si affacciano a questo mondo, come il Messico, il Libano. Abbiamo quindi nuove realtà produttive che aderiscono al nostro concorso. Ma oggi questo io ritengo sia, se non il più importante, sicuramente tra i più importanti concorsi italiani, sia per longevità che per numerosità di adesioni, ma anche per affidabilità. Farla in una città come Gorizia, con tutta la sua storia e all'interno di un territorio molto vocato alla viticoltura, per noi è un grande risultato e un grande prestigio. Poi questa edizione è speciale come nessun'altra mai lo è stata, perché coinvolge una zona transfrontaliera, e lo è ancora più importante perché si va verso Go 2025, che appunto coinvolge due città. È la prima città europea della cultura che coinvolge due paesi diversi. Internazionale non solo nei campioni di vino assaggiati, ma anche nei commissari, diciamo così, si fa conoscere anche un territorio, un pezzo d'Italia. Certo, questa è una straordinaria opportunità per Gorizia, per il Friuli Venezia Giulia, di far conoscere questo territorio fantastico, molto, molto bello, che è unico, perché diciamo, dei 70 commissari totali, molti sono appunto stranieri. Come ci sono campioni provenienti da paesi stranieri, ci sono anche molti commissari provenienti da paesi diversi. Abbiamo commissari dalla Corea, abbiamo commissari dalla Georgia, abbiamo commissari dal Cile.